Il Friuli Venezia Giulia si appresta a lasciare la zona rossa per passare a quella arancione. Bisognerà vedere cosa accadrà in questo fine settimana. Di sicuro è una ripartenza un po' a singhiozzo, anche il titolo della serata di oggi di Screenshot, a singhiozzo come i servizi messi a disposizione per le scuole. Sono ricominciato a suonare la campanella per 90.000 alunni del Friuli Venezia Giulia, dalle materne alle elementari alla prima media. È una ripartenza difficile anche per i negozi, ne parleremo dopo nella seconda parte del nostro approfondimento giornaliero. Scuola e quindi negozi, da una parte quindi il commercio, i servizi, dall'altra parte l'istruzione. E di istruzione parliamo oggi con Chiara Targhetta, che è un genitore, fa parte di Priorità alla Scuola, e cercheremo di vedere insieme a lei come è stato innanzitutto questo mese di zona rossa per i ragazzi e anche come sono ricominciati i servizi. Allora, questo primo mese com'è andata? Ma tutto sommato è andata bene, devo essere sincera, perché è stato un periodo limitato e devo dire che la scuola ha saputo organizzarsi bene e ho visto che anche i miei figli hanno risposto bene. Io ho 2 bambini, uno che fa la quarta della primaria e uno che è in prima. Il più grande è stato davvero autonomo, si è arrangiato in tutto e per tutto, ha seguito senza nessun tipo di problema e quindi davvero è passato tutto liscio. Il più piccolo, per lui non è stato proprio la stessa cosa, c'è stato un entusiasmo iniziale perché sì, insomma la novità in fondo è piaciuta e poi pian piano però ho visto che l'attenzione è cominciata a calare, faceva un po' fatica insomma a seguire 2 ore che sembrano poche rispetto a quelle che hanno tutti i giorni, no? Però di fatto davanti a un computer sono diventate tante, nonostante le pause, nonostante le maestre siano state davvero brave, perché io sentivo le lezioni perché ero lì con lui. Nessuno mette in dubbio insomma, la capacità di dirigenti e di professori che in questo momento si sono sostituiti e hanno fatto il massimo possibile. Ecco, magari il massimo possibile lo potevano fare anche diciamo, i politici e magari voi siete rimasti delusi da un certo punto di vista, non so se a livello regionale o a livello nazionale, da queste restrizioni che sono state fatte per i più piccoli. Secondo voi erano restrizioni troppo eccessive? Beh sì, perché appunto nella mia esperienza io l'ho visto, sono piccoli per poter reggere tante ore davanti a un PC, per poter reggere la distanza, per poter reggere delle lezioni che sono fatte e sono faticose anche per gli adulti. E quindi ci si aspettava che la chiusura della scuola fosse proprio l'estrema ratio, una misura emergenziale da adoperare nel momento in cui fosse servito un lockdown totale, tipo quello dell'anno scorso. Certo. In realtà la scuola è stata chiusa ancora una volta, non per ultima, e i bambini sono rimasti a casa. Meno male questa cosa è durata poco, ma adesso ci aspettiamo che non succeda più. Anche gli stessi politici, comunque assessori regionali che abbiamo intervistato, hanno sempre detto se dobbiamo riaprire, per volontà oltretutto bisogna anche ricordarlo di Draghi, perché fortemente aveva voluto il Premier riaprire subito le scuole, anche in zona rossa, non dobbiamo più richiuderle, insomma, dobbiamo cercare di garantire una certa sicurezza e fare in modo che i contagi insomma, non crescano nuovamente, anche perché, adesso le mando anche questo servizio che abbiamo realizzato oggi con il nostro Andrea Pierini che è andato nel corso del telegiornale. L'assessore Rosolin ha ribadito, anzi in Consiglio regionale, che se chiusura c'è stata è stata quando c'è stata un'impennata dei contagi e per mettere in sicurezza tutti quanti appunto si è presa questo tipo di decisione. Rivediamo questo servizio e dopo lo commentiamo. La speranza è di poter riprendere le lezioni in presenza anche per le scuole superiori, seppur non al 100%, già da lunedì, ma tutto dipenderà dai dati dei contagi e dalle decisioni di Roma.
L'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolin, durante i lavori della sesta commissione consigliare, ha ribadito la volontà dell'ente nella giornata, quella odierna, in cui in classe sono tornati 76.000 alunni tra infanzia, elementari e medie. Con un passaggio in fascia arancione, ha spiegato Rosolin, potremmo far tornare in classe una parte delle superiori e in questa direzione stiamo già lavorando. Ricordo che il nuovo governo con i DPCM ha avvocato a sé ogni decisione sul tema scuola. Rosolin ha anche commentato i dati relativi alla DAD, con un 4% delle famiglie senza connessione web e il 7% senza dispositivi per fare lezioni a distanza, numeri su cui riflettere, ha detto, ricordando però l'impegno della Giunta a sostenere questa famiglia. In questa direzione sono stati erogati 4,8 milioni per la connettività e 2 milioni per la dotazione di dispositivi agli studenti in difficoltà, che si aggiungono ai 25 milioni di investimenti a bilancio e ai 286 milioni per l'edilizia scolastica. I dati sono stati presentati da Daniela Beltrame alla guida dell'ufficio scolastico del Friuli Venezia Giulia, la quale ha evidenziato una presenza media del 93% in classe fino alle medie, che scende al 39% per le scuole superiori. Ha detto però che queste ultime erano in presenza fino al 27 ottobre con regolarità. Numeri dei contagi alla mano, i picchi maggiori si sono registrati nelle settimane dall'8 al 20 marzo, per questo si è deciso lo stop totale già dal 5 marzo. Ecco, quindi dal 5 marzo o dall'8, insomma, c'è stata questa chiusura perché c'è stata l'impennata dei contagi. Tutta colpa della scuola? Ma noi riteniamo di no, ma non perché lo diciamo noi, ma perché lo dicono i dati. Il rischio zero non esiste, i contagi ci sono nella scuola così come ci sono in tutti gli altri settori. Noi non siamo negazionisti, non abbiamo mai appunto negato che il virus esista e che i contagi non ci siano a scuola, ma ci sono a scuola come ci sono in tutti gli altri ambienti. Allora noi abbiamo sempre sostenuto il tracciamento e quindi i controlli. Anche i tamponi, oltretutto, sostenete? Tutto ciò che può essere indispensabile, insomma, con un certo piano, con una certa ratio. L'importante però è che lo stesso approccio sia applicato ovunque e quindi va bene nella scuola, perché la scuola sia sicura e perché non sia un veicolo appunto di ulteriori maggiore contagio, ma questo deve verificarsi anche per esempio nelle attività lavorative. E quindi facciamo l'ipotesi di un bambino contagiato, le regole dicono adesso che i compagni devono stare a casa e questa idea che adesso di cui si parla di quarantena rafforzata vorrebbe anche che tutti i genitori, i fratelli sì, di questi bambini rimanessero a casa. Ecco, proviamo a immaginare lo stesso tipo di provvedimento applicato agli ambienti lavorativi. Cioè, se c'è ed è necessario, facciamolo, però non sia la scuola la sola a dover pagare diciamo, certo, questo tipo di provvedimenti così importanti. Vero anche che qualcuno oggi mi ha sottolineato dicendo i contagi sono calati adesso in zona rossa, adesso andremo probabilmente in zona arancione e guarda caso hanno bloccato le scuole dove c'era la variante inglese che si propagava un po' di più e quindi magari la scuola è il vero problema anziché, che ne so, i negozi, perché alla fine con la zona rossa cosa è cambiato? Alla fine alcune attività sono rimaste tali e quali aperte. Chi si è bloccato sono soprattutto negozi alcuni negozi, sì, non tutti, ne parleremo anche dopo perché non tutti i negozi hanno chiuso, ma soprattutto le scuole hanno chiuso completamente. Qualcuno potrebbe anche pensare, vedete, la colpa era delle scuole alla fine, la variante inglese che propagava all'interno di queste scuole. La variante inglese mi risulta che comunque si propaghi allo stesso modo ovunque e comunque sono finalmente usciti anche dei lavori scientifici basati su solide basi statistiche, ultimamente quello di Sara Gandini, insomma ormai penso che l'abbiano letto, comunque insomma sentito nominare tutti, in cui si dice che la scuola non porta ad un aumento dei contagi, insomma, ed è uno studio fatto su un numero di dati davvero enorme, milioni di dati, quindi insomma le basi per dire quello che diciamo noi ci sono. Sì. La scuola non è a rischio zero, però insomma... Probabilmente tutto il contorno che c'è.
Parlo di scuolabus piuttosto che di parchi aperti dove i ragazzi comunque si possono incontrare e si potevano incontrare, sì, se anche proprio c'era la possibilità, piuttosto che anche all'interno delle stesse famiglie, perché comunque chi doveva mantenere i propri figli bisognava mettersi magari insieme per cercare di portarli in altri tipi di famiglie, quindi i contagi si potevano comunque propagare, insomma, in maniera elevata. Sì, e poi lo ricordiamo, le scuole superiori sono state chiuse per gran parte dell'anno, veramente erano state riaperte a febbraio, ma i ragazzi sono a casa da tanto tempo, quindi... Sì, l'abbiamo vista anche nei dati prima, insomma, ho fatto 30% dei giorni. Priorità la scuola, cosa sta portando avanti adesso? Ma allora ci sono degli obiettivi a breve termine e a lungo termine, medio-lungo termine. Sicuramente quelli a breve termine sono cercare di vedere tutte le scuole aperte, di ogni ordine e grado, perché ricordiamolo, oggi hanno riaperto i battenti gli asili, le scuole primarie e la prima media, ma rimangono comunque la seconda e la terza media, che sono ragazzi abbastanza piccoli comunque, certo. E le scuole superiori che appunto, come si ricordava, oramai sono lontani da scuola da troppo tempo, quindi questo è sicuramente il primo obiettivo, compatibilmente con le percentuali che verranno date, quindi chiaramente accettiamo anche il 50%, l'importante è che si ritorni alla scuola, all'istruzione, alla formazione in presenza, ma anche alla socialità. Quindi questo è sicuramente l'obiettivo a breve termine, ecco, più importante, che potrebbe no? Già realizzarsi, diciamo, da lunedì, come ha detto la Rosolén. Esatto. Lungo termine cosa? A lungo termine, ecco, spingeremo, abbiamo sempre spinto e spingeremo affinché si pensi alla scuola in termini di futuro, e quindi chiediamo un maggiore investimento. Adesso tutti parlano di questa occasione che sarebbe i fondi del Recovery Fund. Ecco, ci piacerebbe immaginare, si spingerà per questo, che una buona parte di questi fondi venga impiegata per migliorare la scuola, perché la scuola ha bisogno di essere rinnovata. Ormai è indubbio, questa pandemia lo ha messo in risalto, in luce, proprio in maniera palese. Per cui cosa significa questo? Ad esempio investire sulla scuola in termini di riduzione del numero degli alunni medio per classe, si parla sempre di queste classi pollaio, ecco, certo. Cerchiamo di ridurre il numero, che poi mi permetto anche di aggiungere probabilmente anche una digitalizzazione migliore. Abbiamo sentito prima i dati, c'è il 7% delle persone che non hanno a disposizione un dispositivo, credo che sia una vergogna, insomma, nel 2021. Credo che sia un dato abbastanza eclatante, ecco. Non credo, probabilmente non si è spinta prima, adesso è arrivato il momento, insomma. Sì, sicuramente, ma anche l'adeguamento degli edifici scolastici, quindi di quello che c'è già, ma anche cercare di mettere insieme altri spazi, di rendere disponibili spazi diversi, perché appunto può essere utile, anche se questa pandemia perdurerà, avere la possibilità di distribuire di più i ragazzi. L'altro punto è quello di potenziare il personale, chiaramente le stabilizzazioni, insomma avere un personale docente che può appunto occuparsi poi appunto di classi meno numerose. Va bene, ok, allora io la ringrazio intanto per essere stata presente qua, per aver portato la sua testimonianza, sperando di non rivederla di nuovo a casa con i suoi figli in DAD, perché immagino che non sia stato facilissimo gestire la DAD di 2 figli, peraltro molto piccoli. E faccio in bocca al lupo, insomma, a lei come tanti altri genitori. Noi ci vediamo tra pochi minuti, pubblicità, e poi parleremo di negozi.
Ecco, come avevo promesso, in questa seconda parte di Screenshot parleremo di negozi e di commercio, perché chi è rimasto fermo in zona rossa non sono solo le scuole, abbiamo sentito adesso la testimonianza di una mamma appunto, che ha assistito i propri ragazzi in didattica a distanza, ma ci sono anche i negozi che in questo caso di didattica a distanza non possono fare, certo magari vendere l'e-commerce possono, però è sempre meglio avere un luogo fisico dove cercare il proprio cliente e così adesso non è possibile in zona rossa. Alessandro Tollon, presidente di Federmoda, provincia di Udine, Confcommercio, con noi collegato. Buonasera. Buonasera. Grazie per l'invito. Sì, torniamo a anche parlare perché di Tollon non so se lei è più famoso, lei o Dalla Mora, che invito alternativamente nella mia trasmissione, perché siete in mezzo a una disgrazia alla fine, voi come purtroppo tra ristoratori e negozianti. È una fama in cui facciamo a gara a chi ha il dramma da rappresentare più grosso. Purtroppo la febbre è molto alta, l'abbiamo visto in questi giorni con le manifestazioni in giro per l'Italia, che se hanno avuto anche delle caratteristiche un po' fin troppo accese, però rappresentano bene lo stato d'animo dei nostri imprenditori, dei nostri commercianti, ma anche dei ristoratori. Teniamo conto, anche voglio dirlo subito, di una cosa, che di negozi aperti comunque ce n'è tanti, me ne sono segnati perché a volte non ci si rende conto di quello che è il momento in zona rossa. Comunque, oltre agli alimentari, alle farmacie, alle edicole, diciamo che vediamo sempre aperte, comunque l'elettronica, l'idraulica, la ferramenta, le profumerie, librerie, calzature e abbigliamento per bambini, l'intimo, il take away, la telefonia sono aperti. Allora io, da rappresentante di Federmoda, mi chiedo: ma che differenza c'è tra vendere l'abbigliamento per bambini e l'abbigliamento per adulti? Abbiamo anche proposto di aprire su appuntamento per venire incontro alle esigenze sia nostre che quelle di clienti, anche proponendo un appuntamento alla volta. E comunque siamo stati inascoltati. Diciamo che la speranza, per giocare con le parole, è un po' infranta rispetto a questo cambio di passo che ci auspicavamo. Ecco, Tollon, lei citava giustamente in un suo passaggio iniziale anche quanto avvenuto ieri, per esempio, a Roma, davanti a Montecitorio. Magari chiedo anche alla regia l'ausilio per mandare queste immagini. Qui sono i ristoratori che poi appartengono, diciamo, a una categoria che si chiama Io Apro, così sui social, che appunto vogliono aprire assolutamente. Il problema è che, diciamo, questa esasperazione che ormai dura da un anno per i ristoratori, perché i ristoratori ce l'hanno avuta, diciamo, più lunga rispetto a voi, ha fatto in modo che ci siano questi scontri. Lei cosa pensa di questi scontri? Lei capisce questo tipo di protesta? È distante da questo movimento? Allora, io sono distante quando vedo violenza, ma capisco l'esasperazione di una categoria o di più categorie che sono chiuse o sono aperte a singhiozzo da più di un anno. Cioè, nessuna attività può reggere così a lungo. Quindi questa esasperazione in qualche modo noi vogliamo rappresentarla, anche Confcommercio avrà la sua iniziativa il 13 di aprile a Roma, ma l'approccio che vogliamo dare è diverso, possibilmente costruttivo e legato al dialogo che abbiamo avuto con la Regione e al dialogo che vogliamo avere con il Governo. Però sì, l'esasperazione la capiamo tutti, poi non riusciamo proprio a metterci in testa a volte la differenza di trattamento tra categorie analoghe. Citavo l'abbigliamento per bambino e l'abbigliamento per adulto, uno è aperto e l'altro è chiuso. Peraltro Tollon, mi scusi se la fermo, Tollon, oltretutto lei mi parlava qualcuno aperto e qualcuno chiuso. Ho parlato anche con ambulanti, abbiamo fatto una serie di servizi, e
Ho assistito anche a una manifestazione sabato in cui gli ambulanti, quelli del settore tessile, dicono perché io non posso vendere mentre nei negozi di tessile sono aperti. Cioè si creano delle diseguaglianze, delle disparità. Esatto, e questo è incomprensibile. Con gli amici ambulanti ci sentiamo spessissimo, in questo momento in cui anche le temperature sono più miti, fare la spesa all'aperto, a mio avviso, è un fatto anche salutare. Mi rendo conto che siamo stati una delle regioni, in particolare la provincia di Udine, è stata una delle province o delle ex province più colpite dalla pandemia nelle ultime settimane, però ritagliare un po' meglio, tarare un po' meglio i provvedimenti ci permetterebbe di non stare a chiedere tutti i giorni dei ristori che poi si sono rivelati veramente miserissimi, oserei dire, cioè una media di 3.700 euro ad azienda significa poco e niente. Questo vale per l'abbigliamento. La regione almeno ci ha dato 1.000 euro a noi commercianti come agli ambulanti, però paghi una bolletta, paghi 2 bollette, non paghi altro, cioè i costi vanno avanti. Adesso, sempre per cercare di essere costruttivi, abbiamo pensato a qualche strumento finanziario per venire incontro alle aziende che ce la faranno a superare questa fase. Quindi stiamo pensando a degli strumenti che escano un po' dalla logica bancaria, che è sempre comunque un ostacolo per alcune attività che sono in affanno. Quindi ci stiamo lavorando in modo da poter produrre uno strumento finanziario per ripartire più forti. Però sono queste ultime, spero, questo ultimo mese di sacrificio che veramente ha esasperato tutta la platea dei nostri colleghi. Senta, lei è di Lignano, giusto? Io sono di Lignano. Ecco, pensavo che Lignano in questo momento dovrebbe essere, diciamo, il punto di ripartenza magari del turismo che da un anno, insomma, non riesce a decollare. Cosa vede in questi giorni a Lignano? Tra ristoranti e bar chiusi e negozi chiusi, con delle belle giornate così. Tanta tristezza per la località, per le nostre attività e anche più preoccupazione rispetto a un anno fa. Cioè un anno fa lo spirito era questo: finisce l'emergenza, finisce la pandemia e si riparte, c'è voglia di vacanza, eccetera. Qua invece dopo un anno la preoccupazione è delle attività, ma è anche delle famiglie, di chi ha perso o può perdere il lavoro fra qualche settimana, fra qualche mese. Quindi la prospettiva non è molto positiva, anzi mi auguro che poi, vuoi con il caldo, vuoi con i vaccini che vanno avanti purtroppo molto a rilento, alla fine ci troviamo i primi di maggio a poter veramente aprire piano, con un po' di zona gialla, ma poi a riaprire con delle regole chiare, ma che possano essere, come dire, la coda finale di un periodo veramente da dimenticare. Lignano in questo momento è tristissima. La Pasqua così bella, con questo clima piacevole, sarebbe stata per Lignano, ma non solo, anche per le altre località turistiche, anche in montagna, sarebbe stato, diciamo, l'apertura finalmente di un anno positivo. Invece siamo esattamente alla situazione dell'anno scorso, se non peggio. E con un'altra preoccupazione, cioè i vaccini vanno avanti a rilento in Italia, ma vanno avanti a rilento anche nei paesi che confinano con il nostro, quindi penso sempre all'Austria, penso alla Germania, alla Baviera, che è la regione di riferimento per il turismo friulano, ma anche alla Slovenia, e penso quando potranno arrivare questi nostri amici, questi nostri clienti, i nostri turisti per eccellenza, quando? Cioè a maggio, a giugno? L'anno scorso hanno iniziato a venire giù dopo metà luglio e quindi la stagione si è compressa. Quindi ho capito molto bene anche gli albergatori che si sono lamentati di aver perso
tra il 30 e il 60% del loro fatturato. Certo, se la stagione la riduce a 2 mesi non puoi andare tanto lontano. Certo, e ripetere 2 mesi anche quest'anno sarebbe ancora più deleterio. Poi voglio proprio vedere chi regge dopo 2 anni di crisi, chi resterà in piedi, questo è il grande problema. Tolloni, io la ringrazio per questo suo intervento nella nostra trasmissione, le auguro buona serata e in bocca al lupo a tutti i suoi colleghi. Grazie a voi. Grazie mille, noi ci vediamo con Screenshot domani solita ora 19:45, non mancate, arrivederci.